Quindi sei tu il capo. Sì, sono io il capo. Da quando? Parzialmente dal 2010. Come mai sei qui? Sono qua per passione, per una passione tramandata dal nonno. Ciao ragazzi, lei è Sara, Malgara di Pianura, perché questa storia nasce per l'appunto nella pianura veronese, a Salizzole per la precisione. Ed è una storia che da più di mezzo secolo si scrive per 8 mesi all'anno lì, a Salizzole, ma per i rimanenti 4 mesi, quelli estivi, si scrive invece qui, in Trentino, a Folgaria. Quella che vedete alle mie spalle è Malga Zonta Melegna. Ed è qui che la famiglia di Sara, ormai da più di mezzo secolo, porta le vacche al pascolo, in alpeggio, verrebbe da dire in villeggiatura vista la bellezza del posto, soprattutto alle prime luci del giorno, quando le vacche fanno ritorno lentamente alla stalla per la mungitura. Ed è uno di quei momenti che danno proprio il senso della vita di Malga. Qui fanno il formaggio, o meglio, lei, Sara, fa il formaggio perché, oltre ad essere la titolare responsabile dell'azienda agricola, è anche la casara. E in pratica il formaggio è diventato il suo pane. Chi è che ti ha insegnato a fare il formaggio? E allora, ho imparato osservando. Non ho avuto un maestro particolare, però ho osservato i miei casari nel corso degli anni e poi ho frequentato l'Accademia dell'Arte Casearia l'anno scorso a Conegliano e mi sono decisa insomma di intraprendere questo percorso anche da sola, insomma adesso ho l'aiuto di un altro casaro che lavora con me, però lavoro adesso abbastanza in autonomia, insomma so gestire le variabili che in alpeggio ci possono essere abbastanza bene, dai. E quali sono queste variabili? Variabili tante, il latte in primis, quindi la nostra materia prima che viene lavorata tutti i giorni e ogni giorno praticamente cambia e noi dobbiamo imparare a gestirla perché il tempo può modificare la qualità del latte, il cotico erboso, quindi dove pascolano gli animali, la stagione stessa. Inizialmente avevamo un'erba più proteica, adesso iniziamo un attimino ad andare avanti, giornate molto calde, tutto incide e un bravo casario in Malga non sa solo fare formaggio, ma sa gestire tutto un insieme di variabili che da giugno a settembre ce ne sono tantissime. Queste cose le hai imparate sulla tua pelle? Le ho imparate stando qua, sì, Anche principalmente. sbagliando? Anche sbagliando, sì, soprattutto sbagliando. Sbagliando si impara. Quella dei De Guidi da Salizzole, con Malga Zonta Melegna di Folgaria, è una storia iniziata quindi diversi decenni fa, come avete capito, quando allora come oggi si portavano le vacche qui al pascolo. E il caseificio del nonno Luigi è forse il simbolo più forte dell'attaccamento di questa famiglia a questa terra. La transumanza è nata dai nonni, è nata dai nonni. Io ho sempre fatto transumanze, anche perché avevano pochi terreni e il fieno che raccoglievano all'estate in pianura che serveva all'inverno. Quindi che era una convenienza economica Esatto, anche. che era una convenienza economica, sì. Certo che partire da Salizzole e arrivare fino qua, Gli metteva 8-10 giorni eh, a piedi, che erano le strade non asfaltate, sì, che le strade non asfaltate. e adesso cosa vuol dire partire e venire qua su in Malga? Ma per me venire in Malga non è sangue, perché sono in Malga da piccini e sono sempre stato qua. Cioè, ti viene sangue, se non ti viene sangue, se non la piace la montagna Ah certo, non ti fa niente, così quindi, non ti fa niente. quindi no. E dopo mi fa, cioè, portava avanti la tradizione di me, perché è giusto. Ma comunque le Perché loro vacche... è tribulare una vita, Mhm, si è sempre tribulare, perché venire in maga vuol dire leva su alle 4 della mattina, fatto le bestie, certo, portarle nella stalla, mungere e tutte quante queste storie lì, insomma. perché quando si viene qua da turista è tutto bello, Esatto. però viverla... No, viverla è dura. Io
9-18 ore al giorno. Ahia. Sì, è tante, sì, è tante. Vedo scritto caseificio del nonno Luigi là sopra. Sì, lei è un ricordo di mio papà. Eh, Sì, il caseificio l'abbiamo fatto dopo che veniva a casa mio papà e cioè, un ricordo a mio papà, insomma, ho guardato il nome del mio papà al caseificio. c'è ancora il papà qua, idealmente. Ah beh sì, Eh. sempre, qualche sempre, sì, qualche sempre. Su ogni posto che te vai, cioè, mi lo vedo. Quindi è questo che significa per te Sì, 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 venire qua sopra. esatto, sì, esatto. E adesso c'è la continuità. Adesso che la continuità, per fortuna che ho una figlia che ha tanta passione e va avanti e vedo che ha tanta passione perché adesso ha messo a fare formaggio e te vedi che la grande sangue anche lei. Già, vivere da turisti un posto come questo sicuramente suscita fascino, poesia, ammirazione, ma questa visione bucolica, pattinata, non sempre mette in risalto anche le preoccupazioni, le difficoltà, il duro lavoro che stanno dietro ogni singola attività di Malga. E se quindi tu non hai dei valori forti su cui poggiarti per sentirti ispirato, motivato, per resistere a tutte le fatiche che incombono nel portare avanti una realtà aziendale come questa, beh, difficilmente si riesce ad amarla questa vita. Ma secondo me Sara li ha dentro di sé questi valori. E sono valori che si percepiscono dalle sue parole, che non sono parole semplicemente da casara, ma prima di tutto da malgara appassionata. Da Salizzole a Folgaria, Sì? dalla pianura veronese alla montagna trentina, per voi è una tradizione che va avanti da un sacco di anni. Sì. Cos'è che ti ha spinto a continuare per questa strada? Che richiamo hai sentito? Ma il richiamo di una vita diversa, nel senso che qua il tempo passa comunque lentamente e tu ti devi adattare ai ritmi della natura e devi captare ciò che lei comunque ti dà. Quindi non hai un lavoro standard tutti i giorni come puoi avere magari in pianura a casa, qui è un lavoro molto prendi ciò che la natura ti dà praticamente e devi saper cogliere il buono e il brutto di quello che ti dà la natura e ogni giorno è diverso. Quindi devi diventare anche manager di te stessa, Anche sì, ho fatto molto lavoro su me stessa per arrivare a questo, anche se... soprattutto la pazienza, tanta pazienza. Perché pazienza? Perché lavori con una materia che è il formaggio, che è una materia viva, lavori con gli animali che producono il latte, è tutto vivo, tutto qui si muove, tutto è in continuo movimento, quindi devi avere un sacco di pazienza anche nel saper aspettare, perché questa forma la apriremo fra un anno e non sappiamo cosa c'è di preciso qua dentro, sicuramente qualcosa di buono, però ti insegna ad avere pazienza, a saper aspettare. È un valore che si sta perdendo secondo te? Molto sì, tanto, Ti ha restituito anche te stessa questa vita? sì, molto. Perché? Perché impari a gestirti e a controllarti e soprattutto impari ad apprezzare ciò che di buono c'è ogni giorno. Sai che Che nella vita, diciamo, quotidiana, troppo frenetica, troppo ansiosa, troppo stressante, non riesci a cogliere queste cose, riesci a coglierle quando sei qua, perché hai tempo anche di pensare e di lavorare su queste cose. quindi questo compensa la grande fatica che si fa? Sì, compensa, decisamente. C'è un grande lavoro sugli animali, sul latte, su me stessa, come ho detto prima, però compensa tutto quello. Quanto conta la famiglia in tutto questo? Tanto, tanto, siamo una famiglia unita, manca il mio compagno purtroppo che è a casa, però il supporto tra di noi è fondamentale, è essenziale quasi perché altrimenti non riusciresti a gestire certe situazioni, certe dinamiche che comunque a volte in alpeggio succede che sia delle situazioni abbastanza difficili da gestire logisticamente parlando e anche umanamente parlando, perché comunque siamo una squadra di persone che si trova catapulte qua 3 mesi all'anno e dobbiamo stare insieme 24H, per cui ci deve essere armonia prima tra di noi in famiglia per poi poterla trasmettere ai ragazzi, ai signori, a chi lavora qua con me.
Inizialmente la malga non era certo come la vedete oggi, aperta, accogliente, era pura produzione di formaggio, oltre che ovviamente attività di allevamento e di alpeggio per le vacche. Ma negli ultimi anni la crescita del turismo, soprattutto escursionistico in questa zona, ha fatto sì che anche i dei guidi fossero indotti ad aprire un'attività di ristorazione agrituristica, proponendo dei piatti semplici ma gustosi, basati soprattutto su sapori del territorio, quindi gli affettati che nascono sia nella loro azienda agricola sia in aziende di questo territorio, ma poi i canederli, lo strudel, gli gnocchi sbattui di Malga, eredità anche veronese, visto che siamo molto vicini alla Lessigna. E questa è stata un'evoluzione per certi versi inevitabile, sia per garantire un sostegno ulteriore all'attività agricola, un sostegno molto molto importante, ma anche per sentirsi parte di questa crescita del fenomeno turistico che qui in questa zona sta conoscendo dei livelli veramente importanti. La decisione di aprire la Malga ai turisti, quindi alla ristorazione, com'è nata? È nata perché piano piano il turismo si è accentuato sempre di più e la gente comunque passava, ci chiedeva dei panini, dei taglieri se facevamo qualcosa. Noi inizialmente dicevamo sì, no, boh, vediamo, e poi alla fine piano piano, in primis abbiamo costruito il caseificio perché era quello che ci interessava di più, perché a noi interessava di più trasformare il latte. Noi nasciamo come allevatori, per cui ci interessava gestire la mandria, gestire gli animali al pascolo, produrre un buon formaggio. E poi in seconda battuta abbiamo deciso, visto la richiesta insomma delle persone che passavano di qua, di anche fare un piccolo ristoro per i viandanti, per i passanti, insomma, che poi si è trasformato in qualcosa di più di un tagliere o di un panino, ma anche con un paio di piatti caldi, 2 o 3 tutti i giorni li abbiamo. E questa è tutta la squadra di Malga Zonta Melegna. Sottolineo Malga e anche agriturismo perché il personale è questo, i prodotti sono questi e quando si viene qui i posti sono sempre limitati, quindi cerchiamo di non avere pretese da ristorante e godiamoci la gioia di stare qui, passare qualche ora all'aria aperta, in buona compagnia e soprattutto in buonissima compagnia, guarda che roba, che adesso finalmente Giovanni Esatto, se può però mettere... che è una roba che voglio fare perché i sapori sono eccezionali, il posto è bellissimo, ma mi vuoi fare un giro con l'ape? Vediamo siete che ste. Mi smagro al volo, Pronti? quindi che va prima di mangiare, ecco. Ciao ragazzi, ricordatevi, Malga Zonta Melegna, con Giovanni, la Sara e tutta la truppa. Mangiamo prima o dopo il giro in ape? Bella domanda, meglio che fermo prima, va là. Ciao ragazzi! Ciao, ciao.